Giunta made by Giacomo Possamai. Ecco la prima foto degli assessori della tavola rotonda, anzi rettangolare, di Palazzo Trissino. Sorrisi e sorrisi e ancora sorrisi. Si comincia da qui, da oggi inizia a lavorare la squadra che governerà Vicenza per i prossimi 5 anni. Il sindaco gioca con il 4-3-3, lui libero a tutto campo. Restano gli altri 9, 3 assessori che hanno già seduto in giunta, 3 ex consiglieri comunali che per la prima volta sono chiamati a fare gli amministratori e poi 3 novità assolute. In tutto 5 uomini e 4 donne, età media 41 anni. Sì, è una scelta simbolica, nel senso che però che dà anche un messaggio forte alla città, perché questa è una giunta che ha un mix di innovazione, competenza ed esperienza. Un mix di novità ed esperienza. Scendono in campo Isabella Sala, vice sindaco con deleghe a bilancio, tributi, lavoro, pari opportunità, attuazione del programma. Cristina Balbi, già nella giunta variati, torna come assessore a urbanistica, edilizia privata e commercio. A Sara Baldinato vanno ambiente, politica energetica e agricoltura, cultura e turismo a Ilaria Fantin. Leonardo Nicolai è assessore alle politiche giovanili, alla digitalizzazione e all'innovazione. Giovanni Selmo acquisisce le deleghe a istruzione, edilizia scolastica e politiche per la pace. Cristiano Spiller è l'assessore ai lavori pubblici e alla mobilità. Matteo Tosetto, come con la giunta di centrodestra, è assessore al sociale e al benessere degli animali. Acquisisce anche la delega ai quartieri. Leone Ziglio è il nuovo assessore allo sport, ai grandi eventi e al Parco della Pace. 2 le raccomandazioni che oggi, al primo giorno, il sindaco rivolge alla sua squadra. Studiare, approfondire, stare sul pezzo, ma anche stare in mezzo alle persone, nei quartieri, parlare con tutti, ricordarsi che non c'è solo la campagna elettorale, ma c'è il momento del governo. Il momento del governo è un momento in cui bisogna stare in mezzo alla gente, esattamente come in campagna elettorale. Oggi per la prima volta si riunisce la Giunta. Si inizia da qui, da questa data, 15 giugno del 2023. Toccherà ai vicentini stabilire se il lavoro sarà soddisfacente, se la città davvero evolverà, migliorerà. È finito il tempo della campagna elettorale, dei proclami. Da oggi, dalle parole iniziano ufficialmente i fatti. Ai cittadini, l'ardua sentenza.